Ben ritrovati anche con A voi la linea, l'edizione 2023 del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri parla friulano. È la prima volta che accade. La versione in Marilenghe è stata presentata questa mattina a Udine, nasce dalla collaborazione tra l'Arma e la regione L'Arlef. Nel 2008 era stata pubblicata l'edizione in sardo. Il friulano è la 10ª lingua. Generale, lei ha parlato oggi di un evento storico in relazione alla presentazione del calendario dell'Arma in friulano. Perché un evento storico? È un evento storico perché il calendario dell'Arma compie 90 anni, nasce nel 1928, abbiamo avuto solo una breve pausa post bellica e da lì in avanti è andato sempre a crescere anche col numero di copie. Oggi ne stampiamo circa 1.200.000 in 8 lingue ufficiali e una lingua minoritaria che era il sardo dal 2008. E da sardo sono particolarmente felice che a questa lingua riconosciuta che è il sardo si sia unita anche quella del friulano e quindi è un evento storico perché per noi il calendario dell'Arma è da sempre portatore di un messaggio di cultura, di tradizioni, di storia e poter unire tutto questo alla lingua friulana, quindi al popolo friulano stanziale, ma soprattutto anche a quello che è lontano nei 5 continenti, credo che sia un messaggio bellissimo, è un'opera bellissima che è stata possibile grazie alla collaborazione stretta con le istituzioni regionali e in particolare con l'Arlef, con l'agenzia, e di cui sono particolarmente fiero e orgoglioso, sono veramente felice di questo, infatti l'ho chiamata una strenna natalizia. Oggi si è parlato della lingua, in particolare della lingua friulana, come elemento di fiducia e anche per generare empatia, no? Nel rapporto tra l'Arma e i cittadini. Questo è quello che noi cerchiamo di essere da sempre, no? Possiamo aiutarvi, quindi è una forma ulteriore per entrare nel cuore, nella sensibilità, visto gli argomenti che trattiamo nel nostro calendario, ma soprattutto nella fiducia, come ha detto lei, nell'empatia delle persone, perché poi noi siamo a servizio, noi non lavoriamo nell'Arma, noi siamo a servizio della gente, quindi questa è una forma ulteriore per entrare appunto in empatia e in sintonia con la gente e lo facciamo con la lingua della terra madre. Presidente Zanin, un'altra occasione per dare lustro alla lingua friulana con il calendario dei Carabinieri in Marilenghe. Sì, diciamo che è veramente un simbolo, no? L'Arma dei Carabinieri rappresenta l'unità del paese, presente in maniera diffusa in tutti i nostri paesi, i nostri comuni, l'asse portante della patria, possiamo dire. E che i Carabinieri abbiano voluto il calendario in Marilenghe, ecco, è una testimonianza della forte integrazione che i valori espressi dall'Arma dei Carabinieri ha con i valori che esprime il popolo friulano: tenacia, lavoro, impegno, responsabilità, attenzione. E quindi è veramente un simbolo vincente della nostra straordinaria regione, del legame che unisce il Friuli-Venezia Giulia, i cittadini e le cittadine del Friuli-Venezia Giulia con l'Arma dei Carabinieri e anche, bisogna dire, un'attenzione di questa istituzione nazionale per le lingue minoritarie, per le minoranze e quindi per il la multietnica rappresentazione che l'Italia ha con l'insieme di regioni, popoli, lingue e tradizioni. Un percorso, quello per la promozione e la valorizzazione della lingua friulana, portato avanti convintamente e che a volte porta anche a risultati inattesi, inaspettati. Arriviamo al calendario dei Carabinieri in lingua friulana. Il risultato importante anche questa volta per la lingua friulana perché viene riconosciuta anche nel calendario storico dell'Arma dei Carabinieri. È un risultato che vede però una grande riconoscenza nella popolazione che trova nel calendario storico un momento divulgativo ma anche e soprattutto un momento di unione con la nazione. Quindi vediamo che c'è questa riconoscenza anche da parte dei Carabinieri che trovano nella lingua friulana un veicolo importante della fiducia nella popolazione ma anche una capacità comunicativa che vede proprio questo contatto estremamente importante, estremamente sentito e soprattutto capillare in ogni sezione, in ogni stazione dei Carabinieri che troviamo sul territorio della nostra regione.
L'amministrazione regionale ha tracciato la strada, l'obiettivo era quello di far sì che il friulano non rimanesse solo la lingua della famiglia, la lingua di casa, ma raggiungesse ogni contesto sociale. Passo dopo passo arriviamo anche al calendario dell'Arma dei Carabinieri in Marilenghe. Eh sì, quello è un obiettivo istituzionale, come far crescere una lingua, fare in modo che non venga parlata solo tra le mura domestiche, tra familiari, perché il rischio grosso che si corre è che nel corso degli anni quella trasmissione tra genitori e figli venga a mancare e quindi sempre meno generazioni parlino correntemente il friulano. Quindi l'obiettivo deve essere fare in modo che quella lingua, che è una lingua riconosciuta dallo Stato, venga parlata in tutti i contesti, in tutti gli ambiti della vita quotidiana delle persone, dal contesto lavorativo, quello scolastico. Tante azioni sono state fatte nel corso degli anni, tante ne abbiamo fatte nel corso di questa legislatura. Pensiamo a tutto il lavoro fatto sui social network per comunicare, per far capire intanto che è un linguaggio che può essere utilizzato anche sui social, ma anche per poter trasmettere quel messaggio a chi friulano è ma non vive più nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il lavoro fatto con le TV, con i mezzi di comunicazione di massa, il lavoro che abbiamo fatto con la scuola, sempre più importante, che ha portato dei risultati significativi con una adesione sempre più importante da parte delle famiglie. Oggi vedere quella lingua impressa su un calendario che non è un calendario, è un simbolo, è un'icona, è un'identità di uno Stato, di un'istituzione pubblica, vederlo pubblicato in friulano rappresenta un traguardo importante, perché significa in fondo lo Stato che mette in vetrina una delle sue specialità, mette in vetrina una delle sue componenti fondamentali tra le tante diversità di cui è composto. Quindi questo vuol dire anche far capire ancora di più che quel friulano che non deve più stare in casa ma deve essere parlato in tutti i contesti è un friulano istituzionale che anche nelle sedi delle istituzioni deve essere utilizzato. Ci vuole raccontare com'è nata questa idea del calendario dei Carabinieri in friulano? Allora, come ogni anno i Carabinieri presentano il calendario a livello nazionale in italiano e lo presentano in un evento importante. A un certo punto, mentre il comandante generale dell'Arma, Teo Luzzi, racconta e dice che il calendario è tradotto in 9 lingue, fa l'elenco delle lingue ufficiali, poi dice e la nona è il sardo. A un certo punto io conosco bene ormai da anni questo amico De Talmo Mezzavilla, nome certamente friolanissimo, ci guardiamo negli occhi e diciamo c'è Bout, non è Furlan. Allora immediatamente scateniamo questo nostro desiderio, andiamo dal comandante generale e a quel punto parte la macchina per fare il calendario in friulano. Poi ci si mette tutta quanta, come dico io, la grande compagnia del ricamo, no? Che ha ricamato tutte le lingue e tutte le parole friulane in questo straordinario documento e quindi da quell'idea piccola, incrociando gli occhi di due friulani amanti della piccole patrie, viene fuori questo momento di iconografia. Oggi nella sede di Butrio della Danieli è stato sottoscritto un finanziamento da 350 milioni di euro che la Banca Europea concederà al gruppo per sviluppare progetti tecnologici e sostenibili, in particolare per ABS Italia e Croazia. Un riconoscimento alla tecnologia all'avanguardia dell'azienda friulana. È stato firmato qui a Butrio, nella sede del gruppo Danieli, un importante finanziamento concesso dalla Banca Europea proprio per quelle che sono le iniziative del gruppo Danieli e ABS, Croazia e Italia. Siamo in compagnia di Gelsomina Vigliotti, che è la vicepresidente della Banca Europea, insomma un accordo importante per sostenere un'azienda importante del nostro territorio. Sì, è un finanziamento molto importante direi, per diversi motivi, ma soprattutto perché è un investimento che ci vede accompagnare un'eccellenza italiana come l'industria Danieli nel settore siderurgico, un settore che sappiamo industria pesante, che ha necessità di portare avanti dei processi rilevanti di decarbonizzazione. L'industria Danieli è sicuramente all'avanguardia in questo tipo di processo e noi come Banca Europea per gli investimenti stiamo fornendo questo finanziamento che non è il primo alla Danieli, ma è l'uno di una lunga serie di interventi a sostegno della ricerca e sviluppo, al sostegno di linee di produzione
che emetteranno sempre meno CO2 e in questo senso sono degli obiettivi che sono perfettamente in linea con i target che noi come Banca Europea per gli investimenti abbiamo. Ci piace chiamarci la Banca del Clima dell'Unione Europea e quindi il nostro obiettivo è quello appunto di aiutare tutti i settori dell'economia, ma in particolare l'industria che sappiamo tradizionalmente è quella che emette più CO2, ad aiutarli in questo processo di decarbonizzazione. E Danieli è sicuramente all'avanguardia in questo processo e quindi pensiamo che sia un esempio guida rispetto ad altre attività che possono essere portate avanti. Ricordiamo che quali sono i numeri di questo finanziamento. I numeri sono rilevanti, un finanziamento di 350 milioni di euro a fronte di un piano di investimenti di oltre di 700 milioni di euro che completeremo nei prossimi 3 o 4 anni. Insomma. Che tipo di opera andrà a finanziare, che progetti e dove? I progetti principali sono il rinnovamento dell'acciaieria a Cargnacco in Italia, nuovi forni a bassa emissione e investimenti per migliorare l'economia circolare della gestione del rottame e impianto di laminazione in Croazia e tutta la ricerca, il programma di ricerca triennale che facciamo qua in Danieli a Butrio. Gianpietro Benedetti, Presidente del Gruppo Danieli, sicuramente questo finanziamento è fondamentale, vi dà anche un riconoscimento per quelle che sono le innovazioni e le tecnologie che avete messo in campo. Ecco, la seconda battuta che lei ha fatto, riconoscimento, credo, lo avete sentito, sia stata la parte più importante di oggi, cioè veniamo riconosciuti dalla Banca Europea come un'azienda frontrunner nelle tecnologie per la riduzione del CO2 eccetera eccetera, per rendere competitivo l'acciaio europeo e non solo ovviamente perché forniamo in tutto il mondo. Ecco, direi che questo è il riconoscimento. Interessante ovviamente anche il finanziamento a lungo termine per l'ABS che ci permetterà di essere più leggeri e snelli nei prossimi 2 anni a fare quello che serve per continuare a progredire, migliorare ed essere competitivi. E queste cifre insomma testimoniano anche il fatto che Danieli investa e continua a investire e che stia guardando già insomma i prossimi 4-5 anni come minimo. Beh, non credo solo Danieli, tutte le aziende che vogliono avere un futuro devono soprattutto investire. Difatti noi siamo poco famosi in borsa, riceviamo soventi critiche dagli azionisti, dai fondi, perché distribuiamo solo il 15% di utili, di media anche il 13%, cosa che non è molto comune in borsa. E quindi, ma perché lo facciamo? Uno, perché come accennavo prima, io capendo niente di finanza e di bilanci, li vedo troppo complessi, guardo solo la cassa, la net cash, okay? Quindi desideriamo stare seduti su una net cash che ci copre da eventuali rischi, perché quando lei è in posizione così come sa, con la cassa evidentemente i suoi tassi di interesse aumentano, meno soldi, tutto diventa più difficile, quindi cassa e investimenti continui in ricerca ed impianti quanto servono e in cultura. Quindi l'attenzione che abbiamo per la cultura, per il merito, eccetera, eccetera, credo faccia la differenza della società. Non saremo gli unici ovviamente perché ci sono molte aziende che vanno bene, ma pensando a noi stessi. E come dicevo, quest'anno abbiamo dato bonus di 13,2 milioni che si sono guadagnati il team con il merito, che equivale a quello che abbiamo dato agli azionisti ordinari. Tra ordinari e risparmi abbiamo dato 24 milioni, gli ordinari 12 milioni e mezzo, meno che non ai colleghi per il merito. Quindi 2 azionisti, azionisti al merito e azionisti di capitale. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo qua tra poco.
Seconda parte di Voi la linea, si è insediato oggi il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Si tratta dell'ingegner Matteo Carretto, che è subentrato a Giovanni Greco, che dopo 2 anni di permanenza a Pordenone è stato assegnato alla gestione della flotta aerea Vigili del Fuoco e AIB. Comandante, innanzitutto una domanda doverosa. Chi è l'ingegnere che da oggi si è insediato e che andrà a guidare il comando provinciale dei Vigili del Fuoco? Sono Matteo Carretto, sono originario di Venezia del 1969, ho prestato servizio per 20 anni al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e prima ho prestato servizio come vigile volontario ausiliario quando ancora c'era il servizio di leva. Sono specializzato nell'ambito della logistica e del soccorso. Che, modifiche intende apportare da qui ai prossimi mesi o prossimi anni per far crescere ancora di più questa che è un'eccellenza comunque, anche se piccola, a livello regionale? Con continuità rispetto a quanto impostato dal mio predecessore, l'ingegner Giovanni Greco, dovrò porre il mio sforzo per vedere iniziati i lavori della caserma centrale di Pordenone, del nuovo distaccamento di San Vito al Tagliamento e per i lavori nella sede volontaria di Sacile. Questo è l'elemento di continuità. E le modifiche organizzative, non appena mi sarò completamente reso conto dell'articolazione di questo comando, inizierò ad apportare le modifiche. Quello che è certo è che dovremo investire comunque sin da subito sulla formazione di vigili volontari per andare ad aumentare l'organico e quindi sviluppare le possibilità operative, eventualmente aggiungendo al servizio di giorno, se raggiungeremo numeri sufficienti di personale volontario e patentato, anche servizio notturno di supporto. Malfunzionamento di canne fumare, forse poca cura e attenzione da parte dei cittadini. L'Argentina, campione del mondo, ha fatto esplodere anche a Udine la gioia dei tifosi dell'Albi Celeste che dopo la finale vinta con la Francia si sono ritrovati in centro città per condividere l'immensa felicità. Sofferta ma meritata, la terza Coppa del Mondo sollevata ieri in Qatar dall'Albi Celeste ha fatto esplodere la grande gioia del popolo argentino in tutto il mondo.
In Qatar erano in 48.000 per la finale, a Udine qualche centinaio. In decine si sono radunati in alcuni locali del centro per poi ritrovarsi in piazza Primo Maggio a sventolare le bandiere dell'Argentina, cantando l'inno tra i clacson delle auto che facevano ripetutamente il giro della piazza. Una gioia incontenibile che si è protratta per alcune ore dopo il fischio finale e che è proseguita in un locale della piazza proprio di fronte alla Basilica delle Grazie. Tenía que ser nuestra, nos merecíamos una emoción inmensa y sufrida hasta lo último, pero bueno, la copa es nuestra, tenía que ser nuestra, era así. El partido era argentino desde el inicio y la partita era argentina dall'inizio, doveva finire argentina. L'atletica Malignani Libertas Udine ha celebrato e premiato al Pala Indoor Ovidio Bernes i 9 titoli italiani e 43 campioni regionali che può vantare tra i suoi atleti. Un 2022 da incorniciare per la storica squadra di atletica che quest'anno ha anche portato 6 atleti in nazionale. La prima grande soddisfazione è stata quella di avere un consistente aumento del numero dei tesserati, il che vuol dire che giovani guardano la nostra società e aspettano di avere anche buoni risultati dal punto di vista della preparazione atletica. Poi anche gli stessi risultati ottenuti nelle gare stanno a confermare che siamo una società ai primi posti in Italia. Abbiamo riguadagnato la serie argento, siamo rientrati nella serie argento e quindi con una promozione che ci fa ben sperare anche per la prossima campagna, per la prossima stagione sportiva. Accanto a questo abbiamo tanti atleti che hanno partecipato sia ovviamente alle gare ai campionati regionali e nazionali, ma anche in campo internazionale, in particolare anche ai campionati europei e campionati mondiali come in Colombia, a Cali, eccetera, dove abbiamo avuto una rappresentanza di 3 nostri atleti. E quindi direi che tutto sommato è stata senz'altro una buona stagione sportiva. Le nostre squadre assolute, quindi la maschile e la femminile, si sono ben comportate nelle finali dei campionati di società. Diciamo che la maschile è stato il nostro fiore all'occhiello e ha raggiunto la promozione verso la serie argento del prossimo anno. L'obiettivo, non lo nego, è quello l'anno prossimo in serie argento di spiccare il volo verso una serie oro. Sarebbe un premio per la società, ma sarebbe anche un sogno da parte degli atleti. La femminile deve riprendersi un pochino. E le squadre femminili e maschili invece degli allievi sono delle squadre forti, sono delle squadre su cui noi puntiamo molto e puntiamo ad essere tra le prime 12 squadre in Italia. Maschi e femmine sicuramente. Per quanto riguarda invece i risultati di livello internazionale, come forse mi ha preceduto qualcuno, è già stato detto che abbiamo avuto grossi risultati quest'anno e puntiamo anche l'anno prossimo a consolidarli, mandando i nostri atleti nelle rappresentative più importanti, quindi europei e anche i mondiali. L'Atletica Malignani Libertas Udine è una delle società storiche dell'atletica leggera del Friuli Venezia Giulia e una delle più prestigiose, quindi compie 63 anni e sono tanti con una grande storia, quindi sono onorato di essere sia qui come presidente ma anche come dirigente della società. È una realtà storica della città di Udine e soprattutto una delle più grosse società sportive, l'Atletica Malignani Libertas. È una bellissima realtà perché i risultati anche quest'anno sono arrivati. Io sono contento di essere qui a fare i complimenti a questi atleti, giovani, meno giovani, ma insomma tantissimi ragazzi e ragazze che portano alto il nome della città di Udine e anche del nostro Friuli nelle gare che fanno sia a livello nazionale che internazionale. È una bella realtà e noi come amministratori dobbiamo stare vicini e mettere a disposizione le strutture perché possano sempre migliorare le loro performance. Far parte dell'Atletica Malignani significa far parte di una grande famiglia, dove si va al di là della disciplina che fai, si va al di là
dello sport si cerca sempre di cercare l'amicizia, il rapporto con gli altri atleti, nonostante non sia uno sport agonistico, o meglio uno sport individuale, in cui appunto non è il gruppo ma l'individuo che conta, però nonostante questo si cerca sempre di creare gruppi. Ci sono stati i mondiali a Under 20 a Cali in Colombia, è stata per me la prima esperienza in maglia azzurra, è stata comunque un'esperienza bellissima sia per la gara in sé, comunque è andata molto bene e sono contento di quello che ho fatto, ma sia proprio per tutto il resto, per aver indossato la maglia azzurra, per il viaggio e per tutto. È stato un anno ricco di sorprese e risultati. I mondiali a Cali sinceramente non mi aspettavo di riuscire ad arrivarci, è stata un'avventura, una soddisfazione incredibile. Ci sono gli europei Under 23 quest'anno, entrambi puntiamo a fare il minimo, non sarà facile però daremo il nostro meglio per riuscirci. Mi restano i 2 campionati italiani che ho vinto, che ho fatto insieme alle mie compagne, che sono un po' la mia famiglia, e poi il campionato europeo sicuramente, dove ho conosciuto atleti molto forti, molto validi, con i quali stiamo continuando a lavorare insieme nei raduni nazionali, quindi sono molto felice di questi risultati, spero di conseguirne altri quest'anno. Molto bene, termina qui l'edizione di A Voi la Linea. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione. Se dovete pranzare, buon appetito e alla prossima, arrivederci.